Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025. Allora, torniamo a parlare dei trasporti pubblici urbani, in particolare della frazione di Cabianca. Allora, premessa, la responsabilità del caos dei trasporti è in capo unicamente a Mauro Armelao, perché già 2 anni fa lui sapeva benissimo, gli ha detto tutti che c'era il problema del confronto con ACTV, aveva tutte le possibilità, ha speso anche decine di migliaia di euro, credo quasi 100.000 euro per confutare i bilanci di ACTV, poi non ha fatto un piffero. E ci siamo trovati a un certo punto con il cerino in mano, dal 1° di gennaio, senza trasporti pubblici con la CTV, tra cui noi siamo ancora soci con il 10%. Detto questo, la stampella della Maria Rosa Bosco Lucchio, l'assessore, che ha un sacco di colpe, ci mancherebbe altro, ma non questa dei trasporti, perché li ha ereditati. Nota bene che un giorno prima di diventare assessore diceva che va tutto male, il giorno dopo è diventato assessore e va tutto bene. Vabbè, lasciamo perdere, sapete già quello che penso di lei, della lista civica, di Roberto Rossi, eccetera eccetera. Ha parlato di servizio innovativo. Allora, con tutto il rispetto di Arriva, che secondo me è una buona società, anche questa mattina, qua ci sono i video che li vedete, praticamente il pulmino, è un pulmino che va a Cabianca alle 7 rotte della mattina, è insufficiente per tutte le persone, tanto è vero che tanti studenti non usano più il pulmino, si fanno portare dai genitori, quindi i genitori non pagheranno l'abbonamento ovviamente e portano i figli con l'auto. Poi a metà mattinata, quando ormai la gente la mattina, quelli che dovevano andare a lavorare, quelli che dovevano andare per la visita all'ospedale sono già andati, è passata la corriera, quella più grande. Quindi questa è la situazione. La Maria Rosa parlava di servizio innovativo. Io credo che si dovrebbe andare a nascondere lei, Mauro Armelao e tutti quelli che continuano a prendere in giro la cittadinanza. Vi ricordo sempre che ogni giorno che rimane in questa amministrazione i danni diventeranno sempre maggiori. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Devi iscrivere il bambino a scuola ma più stai lontano dalle pratiche online e più salute godi? Non preoccuparti, risolviamo noi alla Pegaso, ti aiutiamo a svolgere la pratica necessaria. Basta venire in negozio a Borgo San Giovanni con il tuo SPID attivo e l'iscrizione è facile e veloce. Passa alla cartoleria Pegaso su appuntamento 328 635 7832. A breve, il prossimo 7 febbraio, sarà pubblicato il bando che prevede il finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza, a cui potranno partecipare i comuni del Veneto. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, il titolo del bando annunciato dalla vicepresidente alla Regione Veneto Elisa De Berti, assessore alle infrastrutture, ai trasporti e ai lavori pubblici della Regione. Il finanziamento prevede per i comuni fino a 10.000 abitanti il 70% della spesa ammissibile con un tetto massimo di 700.000 euro. Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il finanziamento sarà del 50% della spesa ammissibile con un tetto di 500.000 euro. Dalla pubblicazione del bando i comuni avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda. In totale, dal 2016 le risorse messe a disposizione da parte della Regione sono state di 105 milioni di euro e hanno contribuito a realizzare 636 progetti. Con che progetto parteciperà Chioggia? Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.
Anche sul cantiere della Fossetta siamo arrivati alla fase, come negli altri cantieri che sono stati sul Traslagunare, di spostare il cantiere nell'altro lato da realizzare, e con l'ordinanza dell'ANAS numero 105 del 2025 dà tutta una serie di prescrizioni anche diciamo molto stringenti. Vi vado a leggere una sintesi dell'ordinanza che vi metto nel link in descrizione, così chi vuole se la può leggere con tutta calma, e dice in sintesi: sulla strada statale Romea, nel tratto compreso tra il chilometro 86 più 000 e il chilometro 86 più 400, che è proprio il tratto, nel video cerco di inserirvi anche diciamo, nella ordinanza c'è anche il disegno, quindi potete vedere anche quello, e ha disposto la limitazione del traffico per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul canale Fossetta. Le restrizioni saranno in vigore per quasi 7 mesi, dal 3 febbraio al 31 agosto 2025, con conseguenti ovviamente disagi per il traffico. Le misure adottate prevedono divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 44 tonnellate. Nell'ordinanza è spiegato che eventualmente possono chiamare con largo anticipo per vedere di organizzare eventualmente il transito. Il divieto di transito per i veicoli complessivi di veicoli larghi più di 3 metri. Il divieto di sorpasso, ovviamente lì il minimo della cura, l'obbligo di mantenere una distanza minima di 50 metri e la riduzione della velocità a 30 km all'ora. Quindi ci saranno restringimenti della carreggiata su tutte le crossie. I lavori sono affidati alla ditta Covema SRL. Ecco, quindi si tratta di un lungo periodo. Avremo qualche genio con 10 lauree che dirà ma non ci possono essere alternative, o qualcuno dirà ma facevano prima fare un ponte nuovo, eccetera. In realtà questi sono i tempi, sperando che non ci siano problemi di varia natura, sperando che non ci sia un blocco dei lavori, sperando che il governo non debba tagliare i finanziamenti, sperando che eccetera eccetera eccetera. Quindi armiamoci di pazienza. Quello che è da fare è di rispettare i limiti di velocità. Anche sul Traslagunare gli incidenti che sono avvenuti, che avvengono sempre per la responsabilità di chi guida, o per un malore, o perché vanno troppo veloci, perché guardano il telefonino, eccetera. Quindi sarebbe ora il tempo che tanti geni che pubblicano notizie sulla Romea e 4 corsie e tutta colpa del governo e tutte cose, sarebbe ora di finirla e ringraziare che ci sono i cantieri che stanno facendo i lavori, e ci vorrà quello che ci vorrà. Piuttosto, lo ricordiamo sempre, speriamo che il sindaco si svegli e invece di fare tante viaggi a Roma per fare delle gite si metta a lavorare seriamente, visto che dice che sul partito della Lega, che ha il ministro alle infrastrutture, Salvini, di trovare un modo di utilizzare i soldi della legge speciale di Venezia che ha in bilancio per cominciare i lavori dell'altro ponte sul Brenta, perché prima o poi quel ponte si fermerà, si chiuderà. Quindi speriamo che qualcuno faccia svegliare questo sindaco, che purtroppo continua a rimanere in questa legislatura. Confidiamo invece che arrivi il commissario. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Bibbione, San Michele al Tagliamento, è il fiore ad occhiello delle spiagge venete, distinguendosi per l'accessibilità e per il turismo inclusivo, dimostrando che questo è una branca del settore che si rivela un'opportunità economica e di crescita per il territorio. Un esempio per tutto il litorale nord adriatico, afferma Zaia, presidente della Regione Veneto. Per Faita Federcamping, Bibbione risulta essere la prima destinazione per il turismo accessibile in Italia. La necessità di un'accessibilità agevolata, priva di ostacoli, facilitata, riguarda 1/3 della popolazione italiana.
Considerare questa fascia di turisti offre alle imprese un'occasione per ampliare il proprio bacino della clientela. Bibbione dal 2018 sta lavorando per rendere accessibile l'intera offerta ricettiva. Il riconoscimento alla località di Bibbione è giunto durante il convegno Il turismo sostenibile ed inclusivo a Riva del Garda, il Salone dell'Accoglienza Hospitality. Onore al merito quindi alla località di Bibbione, che in questi anni ha saputo lavorare per ottenere tali risultati, ma anche per darne il giusto risalto a livello mediatico. Sappiamo che anche le spiagge di Sottomarina e di Isola Verde da tempo stanno dando risalto al lato del turismo rivolto all'inclusività e infatti, come ci ha riferito Gianni Boscolo Moretto di Gebis Spiagge, Chioggia, Sottomarina ed Isola Verde sono state le prime spiagge ad avere il riconoscimento con il maggior numero di spiagge inclusive ed accessibili già dal 2017 con il progetto Turismo Sociale ed Inclusivo delle Spiagge Venete, turismo nazionale ed internazionale. Ogni anno il comparto della balneazione attrezzata clodiense investe per garantire a tutti l'accessibilità alle nostre strutture ed insieme alle altre località della costa contribuisce a valorizzare il turismo balneare in Veneto. Con soddisfazione si apprende che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi riconosce a Bibbione un ruolo importante, visti i numeri di presenze che ha saputo esprimere. Sono numeri che si possono replicare lungo l'intera costa veneta, con Sottomarina ed Isola Verde a giocarsi il ruolo di protagoniste. Festeggia con American Followers il tuo San Valentino. Lungomare Adriatico 76 Sottomarina, venerdì 14 febbraio, promozione per la serata, pizza in pala oppure panino con patatine fritte, compreso di coperto e una bibita in lattina o alla spina piccola, 12 euro. In più il karaoke e musica by Diego. American Followers, San Valentino, Lungomare Adriatico 76 Sottomarina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, 5 febbraio, è la farmacia Amati Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti.